Mattia Storti, 13 anni, è morto ieri dopo un tuffo nel Lagno a Brogliano, una tragedia impossibile da superare per gli amici che lo hanno visto sparire tra i flutti del Lagno particolarmente impetuoso dopo le piogge scorse e per i suoi genitori. Mattia, promessa del calcio a 5, era figlio unico. Doveva essere una giornata di divertimento, la scuola terminata, il lockdown alle spalle, finalmente poter stare con gli amici. Il ritrovo sulle sponde del Lagno e poi quel tuffo, un punto maledetto nel tratto delle briglie. I mulinelli d'acqua probabilmente hanno tirato sul fondo Mattia. Quando il corpo è riemerso era una trentina di metri più in là, incagliato su una roccia. Uno degli amici, arrampicandosi sull'argine, è corso verso il vicino hangar della pista aerea per ultraleggeri a chiedere aiuto. Chi era presente ha preso delle corde e si è precipitato sulla sponda avvisando i soccorsi, vigili del fuoco, SUEM, carabinieri. Il tredicenne, afferrato, è stato portato a riva e cercato vanamente di rianimare. Sotto shock i ragazzini che erano con lui mentre la comunità di Cornedo Vicentino, dove Mattia viveva, si stringe attorno alla famiglia. Cornedo intera sta vivendo una tragedia e sta vivendo momenti mai prima d'ora vissuti. Un'intera comunità però si stringe attorno a papà Andrea, a mamma Alessandra, nel ricordo di Mattia, un ragazzo, un ragazzino con grandi speranze, una grande voglia di vivere, una grande vivacità. A nome mio, di tutta Cornedo, un abbraccio veramente di cordoglio alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo conoscevano.